Beh, noi non abbassiamo mai la guardia, abbiamo fatto questa scelta e siamo gli unici in Italia in tempi non sospetti, ormai sono già passate 3 settimane, su mia volontà di fare tanti tamponi quanti ne farebbe una zona rossa. Noi non siamo zona rossa, siamo zona bianca e quindi stiamo sostanzialmente utilizzando artiglieria pesante per un nemico che in questo momento non c'è. E siccome c'è un contratto europeo che è ridicolo, non è colpa di Figliolo, abbiamo un contratto europeo che è ridicolo e ci tocca dire come Veneti che avremo la possibilità di fare almeno 100.000 dosi al giorno e andiamo avanti a scartamento ridotto con 30-40.000 dosi. Per la scuola qualcuno avanza l'ipotesi addirittura di classi solo con alunni vaccinati. Lei cosa ne pensa? Non sono d'accordo, nel senso che penso che la scuola deve essere un ambiente libero e rispettoso delle libertà. Noi dobbiamo invece fare in modo che a scuola non ci vadano quelli che possano portare l'infezione. Ecco, che scuola si immagina lei per l'inizio dell'anno scolastico? Ieri è stata fissata la data dell'inizio, si immagina una DAD per i non vaccinati? Che sistema si immagina lei? No, guardi, io spero che la DADA non esista più e che i ragazzi possano fare il loro corso di studi in presenza e soprattutto auspico che noi si riesca a avviare quel progetto delle scuole sentinella per monitorare lo stato di salute dei nostri ragazzi. Ovviamente questa è una grande sfida, ma andiamo avanti in questa direzione. C'era un appello da parte del generale Figliuolo a tutti gli insegnanti alla vaccinazione. Lo condivido, come l'appello lo estendiamo anche ai cittadini in senso generale, agli operatori della sanità e ai cittadini tutti. Allora noi stiamo vedendo una cosa, che anche sulla variante Delta ad oggi quei 27 casi che abbiamo in Veneto nei cluster fondamentalmente sono tutti asintomatici. Il che vuol dire che comunque il vaccino qualcosa sta facendo. A differenza di altre realtà, penso alla Tunisia, che è letteralmente in ginocchio, poveri, con la partita del Covid. Siamo in piena estate e quindi venendo meno anche a quella teoria del fatto che d'estate il virus ti tocca di meno, ma non sono vaccinati. Tornando ai tamponi, il target qual è? Ma il target nostro di tamponi è 30.000. Voglio ricordare che l'accesso è diretto, lo si può fare nei Covid Point e non si paga, non serve ricetta medica, chiunque che voglia andare a farsi il tampone può andare presso i Covid Point. Abbiamo detto in più occasioni, e stiamo ormai quasi a regime, che in tutti i centri vaccinali, almeno per le prime dosi, coloro che si fanno la prima dose, dopo la vaccinazione, nel percorso della vaccinazione ci sarà anche il test con il tampone. A noi serve per fare uno screening che sia rappresentativo della popolazione veneta. Non è una colpa se la farmacia o qualcun altro, il privato, chiede soldi per il tampone perché loro lo fanno onestamente come previsto. Noi in questa fase abbiamo deciso di farli anche gratuiti perché non troviamo volontari, questa è la verità.